sono le morti
nelle battaglie. E poi vorrei parlarvi di alcuni tipi di distruzione. Adesso vado veloce perché siamo, diciamo, un po' in ritardo. Queste sono le lettere che Martino il Vecchio, re d'Aragona, invia il 14 di luglio da Barcellona ai più potenti re europei. Il re di Francia, il re di Inghilterra, l'imperatore, il re del Portogallo, presumibilmente, il re di Castiglia e così via. Di cosa gli parla? Gli parla di una battaglia che è avvenuta non molto distante da qui, il 30 di giugno, la battaglia di San Luni, anche questa è scordata per centinaia di anni, in qualche modo solo oggi ripresa. Cosa gli racconta? Gli racconta con grande felicità l'esecuzione dello sterminio portato a termine da suo figlio, re Martino Giovane, re di Sicilia, contro tutta la nazione sarda, contro il visconte di Narbona e i suoi seguaci, i quali, mossi da folle audacia e presunzione temeraria, avevano cercato di occupare con la prepotenza gran parte del regno di Sardegna. Cioè, il testo ci dice che c'è una guerra, che c'è quella che viene chiamata dal testo Nassio Sardesca, che è stata sterminata. Nel testo precedente si dà un numero, diciamo così, di morti, diciamo 5.000 morti, probabilmente un numero esagerato o comunque diciamo eccessivo, ma in qualche misura ci dà l'idea della catastrofe. Voi sapete che ancora oggi, come è stato ricordato in tanti libri, a partire da quelli del professor Casula, quel luogo si chiama Sociloge, cioè il luogo della mattanza, il mattatoio. Dunque in qualche misura i sardi hanno tenuto memoria di questo sterminio. Che vedete, dobbiamo interpolare testi, quelli diciamo ufficiali che stanno negli archivi, anche se scritti dagli invasori stranieri, quelli che in qualche modo rimangono nella nostra memoria popolare, per riuscire a ritrovare un po' di significato. Allora, distruggere i corpi significa, e poi venderli come schiavi, è stato ricordato, significa distruggere il fondamento della memoria di una cultura. Ovviamente vi ho messo questo testo perché c'è la Nassio Sardesca e mi interessa ritornarci. Faccio vedere un'altra delle lettere che viene inviata dal re, che dice che di aver ricevuto da alcuni dei suoi combattenti sul campo la bandiera del Saz, cioè durante la battaglia il suo esercito e alcuni dei suoi nobili avrebbero strappato ai sardi, alla nazione sardesca, la sua bandiera, fatto che nella guerra medievale ha un valore, diciamo, clamoroso, e infatti loro vogliono ricompense, ma lui dice: l'ho ricevuta, il che significa la speranza che sia in qualche cassapanca a Barcellona, però devo verificare se vi meritate i feudi, se vi meritate i titoli, perché prima devo capire se, diciamo, non me ne avete portato una che non avete conquistato in guerra, cioè se era veramente quella che portava l'esercito della nazione sardesca. Ma è la bandiera del Saz, è la bandiera dei sardi, cioè abbiamo un esercito gentis sardorum, dicono i testi, abbiamo la nazione sardesca, abbiamo la bandiera dei sardi. Qual è questa bandiera? Qui siamo in un luogo riconciliato per mettere, diciamo, in pace l'anima, ce l'abbiamo un po' dappertutto, è l'albero che voi vedete, anche se l'avete capito che nella relazione della professoressa Cannas nel Pantheon degli arborea di San Gavino c'è un'innovazione, perché l'albero in qualche modo si trasforma in una foglia di vite, e su questo a me, diciamo, mette voglia di ulteriori studi, di ulteriori ricerche. Purtroppo non lo vedete, io lo vedo molto bene qui, voi in realtà non lo vedete. Però qui entriamo in una cosa che mi preme molto, perché ha a che fare con la ricostruzione dei significati, perché il grande problema della storia non è il fatto nudo, anche c'è una battaglia, il problema è il significato di quella battaglia, chi la combatte, per cosa, rispetto a quali valori, a quali legittimazioni o meno ricevute. E io vorrei riportarvi delle frasi che chiaramente ho preso dai testi del professor Casula, che sono fondamentali, perché, come è stato detto, molto è stato distrutto dagli invasori, ma anche dai sardi, per incuria, ma anche per paura della memoria e di quello che significava. Vi prenderò degli esempi, però interpretare
quel momento che cosa fa? Va dal pontefice e gli chiede di togliere il titolo di re di Sardegna a Pietro IV per darlo a lui. Perché? E questo secondo me è fondamentale. Che cosa voleva il re d'Arborea? Voleva diventare il re d'Arborea? No, lo era già. Voleva diventare il re di Sardegna e su questo aveva una lunga tradizione a partire da un suo antenato che era Barisone, che aveva già provato a farsi intitolare re di Sardegna. Cioè, c'è un grande problema che avrei voluto spiegare agli studenti che sono andati via, che probabilmente li manda in confusione, che tra l'altro noi stiamo celebrando questo regno di Arborea, tra l'altro sentono parlare del regno di Sardegna e si chiedono: ma i sardi, ma noi quali siamo? E noi siamo il regno di Arborea, gli altri sono i catalano-aragonesi che si chiamano di Sardegna, ma sono gli invasori. Questo è il grande problema della nostra storia, che è una storia confusa, che ci manda in confusione facilmente se noi non entriamo nei significati, perché se no uno, voi prendete un film, vede l'Arborea contro il regno di Sardegna e dice: io sono sardo, chi tifo? È il regno di Sardegna, agitori, guai, perché se no stai tifando quelli che ti hanno invaso. Questo è il grande problema. Dunque, questo problema ce l'abbiamo solo noi, no, ce l'aveva anche Mariana. Mariana cosa voleva diventare? Voleva diventare re di Sardegna e era voce e fama in molti luoghi e nell'isola di Sardegna che gli era stato dato, che il Papa era lì per darglielo. Poi adesso perché non glielo dà? Perché c'era la possibilità di darglielo, ovviamente queste sono cose su cui il dettaglio storiografico può andare molto in fondo, ma io non ci vado. Ma mi interessa l'altra frase, per cui non smetterò di ringraziare il professor Casula, perché leggendo il suo testo l'ho ritrovata, io ignorante di storia sarda. Dictus iudex faceva evocare il regem sardium, cioè anche se non gli avevano ancora dato il titolo di re, lui si faceva chiamare re dei Sardi. Questo guardate che è importante perché il punto è: a nome di chi combatti? Voi non troverete mai, da quello che io so, nelle fonti, l'attestazione, l'affermazione di una battaglia fatta a nome degli arborensi. Arborensi non esistono come popolo. L'avete visto anche il testo che ci ha mostrato prima Giovanni Serreri? Eleonora torna e dice: il popolo sardo mi ha dato il mandato, gentis sardorum probabilmente, ma vedete Brancaleone parla di nazione sardisca. Avete un riferimento costante al fatto che il regno di Arborea, ma ci si batte a nome dei sardi. Quando Barisone si fa intitolare re di Sardegna, abbiamo un sigillo importantissimo, la cui dicitura è la forza dei sardi o il diritto dei sardi, a seconda della lettura, è nella sovranità popolare dei popoli, anche lì per fare la rima, es vis sardorum pariter regnum populorum, la forza dei sardi. Cioè l'Arborea, più di tutti gli altri, ha sempre cercato di parlare e agire a nome dei sardi, di unificarli in quanto sardi. Dunque quando noi guardiamo quel Pantheon, vediamo quello scudetto, vediamo quell'albero, quella foglia di vite, vediamo quel re, stiamo parlando di sovrani che cercavano di liberare la Sardegna e di unificare i sardi. Stiamo parlando della nazione sardesca, come la chiamavano già dalla metà del 1300 i catalani aragonesi, e di come che a un certo punto il termine che utilizzano gli stessi sovrani, per esempio quando firmano la pace del 1388, che dicono che l'hanno firmata non soltanto a nome della casa d'Arborea, ma anche dei sudditi del regno d'Arborea, ma a nome della nazione sardesca. Il professor Casura ricordava in un suo libro come lo stesso Visconti di Narbona viene chiamato in Sardegna come giudice a nome della nazione sardesca. Per cui quando noi vediamo questo simbolo dobbiamo certo pensare ad un'entità istituzionale, statuale, sovrana che è il regno di Arborea, ma dobbiamo pensare ad un regno che cerca e sta cercando di coincidere con la Sardegna. Del resto la Carta del Logo è Principia sul libro de esas Constituciones e Ordinazioni Sardiscas, cioè un libro delle leggi sarde. Okay. Allora io vorrei che questo fosse chiaro. Poi c'è tutto il dettaglio sul termine nation, sul termine patria,
sul termine Repubblica Sardisca. Però questo è, sono dettagli semantici su cui mi piacerebbe approfondire, parlare in altre occasioni, ma quello che dobbiamo avere ben chiaro è cosa stanno cercando di fare questi sovrani e a quale titolo parlano, a quale popolo, se vogliamo dire così, parlano. Nello stesso proemio della Carta dei Lobo, chiaro che si trovano in un grave imbarazzo, perché da un lato loro parlano, le leggi valgono a nome del loro regno, che è l'Arborea, ma loro vorrebbero che fossero le leggi di una Sardegna completamente liberata, e infatti Eleonora Poverina si lamenta che bisogna cambiarle. Pensate, dopo 16 anni, noi oggi per cambiare lo statuto sardo ci ne mettiamo 70, anzi siamo ancora qui a celebrarlo, una cosa nata già morta. Lei dice, dopo 16 anni è cambiato troppo il tempo, i saggenti è plus inchinevoli a su manu fageri chi no a su beni desa Repubblica Sardisca. Ma noi viene un brivido, su beni desa Repubblica Sardisca. Il termine Repubblica già, come si chiama, Giovanni di Salisbury, tutta la ripresa della tradizione giurisprudenziale latina, romana, è lo Stato. Cioè lei non può dirlo, ma lo deve dire. E lei deve parlare a nome del regno, degli Arbarè, ma sta dicendo che lei lo sta facendo per il bene di tutta la Sardegna, dello Stato che lei vuole realizzare e che arriva da un passo a realizzare, perché leggetevi le lettere dei catalani assediati dentro Cagliari nel 1392, stanno mangiando i topi aspettando che arrivino le navi a rifornire, e purtroppo le navi arrivano e adesso lo dobbiamo dire, noi siamo partigiani della storia, lo diceva il professor Casulà, siamo politici mentre facciamo la storia, non c'è oggettività. Allora io sto dalla parte degli Arborea che cercano di unificare questa Repubblica Sardisca, ma mi sembra che banale, è uno di quei film all'americana dove i buoni è chiaro chi sono e i cattivi è chiaro chi sono, così come Leonardo Cubello sappiamo dove metterlo, sappiamo dove mettere come si chiama, Valore d'Eligia, e sappiamo tutti quelli che hanno tradito, sappiamo dove mettere. Ok, poi inizia la distruzione. Questa è una moneta con l'albero che prima abbiamo mostrato, contromarcata con i pali, cioè inizia quello che poi gli iberici faranno in grande stile nelle Americhe, cioè la distruzione della memoria altrui. Perché se no non si spiega perché per 600 anni noi non ci accorgiamo di chi sono, dobbiamo aspettare il professor Casula. Cioè come si fa a scordarsi per 600 anni quando a guardarlo adesso è tutto così chiaro? Ce ne vuol dire che qualcuno ha distrutto. Attenzione, io qui non voglio sollevare i sardi della loro responsabilità, intendiamoci. Se non abbiamo l'archivio arborese probabilmente è più per colpa dei sardi che per colpa degli altri. E quando si è detto prima noi distruggiamo, questo è il grande problema, che noi distruggiamo. E dovete capire una cosa, voi a San Gavino, noi a San Gavino, perché siamo sardi, perché siamo tutti quanti noi sardi, per me anche chi è arrivato qui e ci vive, intendiamoci, chi continuerà ad arrivarci e ama la Sardegna e ricerca la storia della Sardegna. Forse San Gavino si è salvato perché era marginale, perché sennò noi quello che qui vediamo in piccolo dovremmo vedere in grande nel Duomo di Oristano. È chiaro che sì, invece che nel Duomo di Oristano e vedi il barocco che ha, ricoperto la memoria. Per cui in qualche misura siamo fortunati che ci sono dei luoghi tra virgolette passati, non voglio togliere nulla, dei luoghi periferici in cui si vedeva in qualche misura la riproduzione di un'ideologia di Stato, che proprio perché periferici forse si sono salvati, come si è salvata in qualche misura Fosa, la cappella di Sos Regnos Altos, mentre non si salvano molto malamente i luoghi centrali di Oristano. Vado avanti, queste sono le memorie, uno zibaldone cinquecentesco, dove quando si arriva alla pagina che parla di Mariano e di Eleonora, questa l'ha studiato Borman Nicheda, mancano le pagine, c'è scritto lacuna, cioè di uno zibaldone di 300 pagine mancano i 2 fogli che parlano di ciò che stiamo parlando oggi, cioè di cui stiamo parlando oggi, cioè è come se qualcuno avesse strappato le 2 pagine giuste della storia. Immaginatevi, inizi a non capirci più nulla in quella storia.
inizia ad andare in confusione la memoria. Come va in confusione la memoria? In realtà, per questo vi dico, io sono molto critico con noi sardi, ma critico per poter costruire qualcosa, sia in termini di ricerca, ma anche in termini di coscienza più generale. I dominatori, le parti e i significati li hanno sempre saputi molto bene. Questo è Andrea Sunieri, il sindaco d'Italia, una sorta di viceré di fatto, che nel 1482, scrivendo al re, gli dice: sapendo tutto ciò molto bene, i predecessori di vostra altezza hanno molto apprezzato l'unione di Sardegna, tra l'altro sapendo quanto è costato, perché morivano anche loro, anche se loro nei testi scrivevano che erano morti in 5, in 7, 7 nobili alla battaglia di San Luis, no, erano morti anche di loro, per non dire della battaglia di Sant'Anna, dove stravinciamo, e dove Mariano, che nei testi è scritto Margiani, nei testi è Margiani, dovremmo anche riprendere a dare i giusti nomi alle giuste cose, così capiamo tutto. Quando Giovanni diceva era abilissimo, era un fine stratega, beh, se chiamiamo la volpe Margiani, forse è perché è ispirata a Margiani. Chi fiera? Un Margiani. Il sardo è tipico dare poi i nomi, i soprannomi, e poi c'è tutta la simbologia medievale degli animali in cui in parte abbiamo. Però la volpe è negativa, però qua probabilmente dobbiamo anche considerare che, secondo me, dobbiamo prendere anche la parte del nostro contesto e capire che ogni contesto poi si riscrive anche i valori semantici per darsi valore. Scusate, mi sono trattenuto. Allora, da quel regno potete voi signori avrete maltrattare gran parte dell'Italia, che vedete non è la Sardegna, è stata da un'altra parte, e della Barberia, che è l'Africa, e farvi segno di quei mali. Per questo quei sovrani molto si impegnarono a valutare la paternale popolata del regno di Sardegna, e che sarebbe stato impossibile signoreggiare tutto quel popolo, perché sin dai tempi antichi la nazione sardesca era suddita dei giudici d'Arborea, signori sardi per loro natura, per loro propria natura, cioè per essenza, per correttezza essenziale. 100 anni dopo, uno storico sardo, ormai siamo sotto il regno di Spagna, scrive che con i 100 anni di guerra, che qui stiamo percorrendo molto velocemente, fra gli Arborea, cioè la nazione sardesca, la Repubblica Sardista, e il regno di Sardegna, cioè il catalano aragonese, la corona d'Aragona, con la vittoria della corona d'Aragona sugli Arborea, l'isola era stata liberata dai tiranni e finalmente pacificata. Cioè voi avete un sardo che scrive che la sconfitta dei sardi in realtà era una liberazione da alcuni tiranni, cioè da alcuni giudici. Infatti qui secondo me inizia in qualche modo la decadenza, cioè un re, non gli viene riconosciuto il titolo di re, ma semplicemente dei signorotti che volevano tiranneggiare. Ancora qualche anno dopo, vado direttamente a questo passaggio, dice il re Francisco del Vico, che aveva svelato la sorpresa. Francisco del Vico scrive che il re mandò le galere e le compagnie per il soccorso dell'isola perché il giudice Mariano si era ribellato, e dice che gli mandò queste armate perché si aggiungessero, si unissero a Ricordo Corbera e a Donartal de Palmas, che aspettarono per non dover resistere alla nazione sarda, come dice Zurita, se no a quelli che seguivano il giudice di Arborea. Cioè, ve la faccio breve, inizia, questo è un altro storico sardo che dice: attenzione, siamo andati in soccorso a chi stava combattendo non contro la nazione sarda, come ci dicono i testi precedenti, perché la nazione sarda non stava con gli Arborea ci stavano alcuni dei suoi seguaci, in particolare non ci stava Sassari, di dov'è De Vico, era di Sassari ovviamente, e non voleva sfigurare davanti a re. Dunque vedete, gli Arborea definiti tiranni, comandanti non della nazione sarda ma di pochi loro seguaci, cioè avete tutta una rilettura, una rimozione della storia. Fatto eclatante, avete la prima traduzione italiana della Carta de Lobu. Cosa ci trovate in copertina? Il simbolo contro cui combatterono. Probabilmente Giovanni li hai mandati via un po' confusi. A un certo punto hai mostrato l'albero e i 4 muri e non hai fatto in tempo a dire che i 4 muri erano gli altri, e adesso questi ragazzi sono andati via, non sanno qual è la storia. La storia inizia con il sigillo
certamente passa al regno di Sardegna. Su questo poi farebbe piacere parlare con Giovanni Malica per capire invece quello delle cinque teste che lui associa al Parlamento del 1355 dove l'ha preso. In ogni caso è evidente, dall'altro lato sventolavano i quattro muri. Pensate dunque quanto la nostra memoria, la nostra coscienza attuale si è complicata e si è confusa e tutt'oggi si confonde. A me è capitato di andare alla battaglia di San Luri, di stare lì zitto abbattato mentre uscivano gli eserciti, escono i sardi con l'And, Dalla e Fipirini, perché li avevano messi alla fine, e nessuno li riconosce, anche perché il commento fatto dagli altoparlanti gracchiava le nostre prologo non c'hanno molti sopra, allora non si comprendiera nulla. Poi a un certo punto escono i catalani aragonesi con i pali e con i quattro muri e tutti iniziano ad applaudire e la gente entra in confusione e iniziano tutti a parlare e dire ma quali sono i nostri? No, ma appena capito che i nostri erano quelli con l'albero, ma adesso sono i quattro muri dall'albero, ve lo giuro, perché è uno dei momenti topici della mia vita e tale rimarrà. Iniziano tutti a parlare, a un certo punto una signora si gira, io ho appena scritto un libro che si chiamava La storia della famiglia dei Sardi, si gira e dice ma lei lo sa cosa è successo? Io dico no, chiaramente, me lo dica lei. E lei mi dice a un certo punto i Sardi non ne potevano più di questi oristanesi, se ne sono andati dall'altra parte. Questa è la nostra coscienza di oggi, la coscienza di popolo, quando si dice il popolo, la coscienza. La coscienza è, siccome il simbolo che oggi è questo, allora devo far tornare la storia a com'è oggi, per cui butto a mare il significato più corretto e politicamente secondo me più dirompente e più giusto per riscrivere la storia al contrario. Le carte d'Alborea ne abbiamo già parlato, vi voglio soltanto ricordare che le carte d'Alborea, a fronte di una realtà storica, perché la carta dell'U ce l'avevamo scritta in sardo, vantavano il fatto che i sardi nel Medioevo avessero inventato la poesia italiana, per cui che fossero un po' complessati, questo diciamo è evidente, non hanno magnificato il fatto di aver avuto il volgare prima degli altri, hanno magnificato il fatto di avere titoli di italianità prima dei siciliani. Capite che questo è un altro grande problema. Punto finale, io non vorrei più dire Arborea, vorrei dire Arbarea, perché nella coscienza collettiva Arborea in Sardegna è la città fondata dal fascismo. Cioè Arborea, quando noi pensiamo ad Arborea non pensiamo a un regno sardo, pensiamo ad una città fatta da Mussolini, tra l'altro con grande malizia. Vedete la torre che cerca di richiamare in stile fascista la torre di Maria II, per cui avete una vera e propria ricostruzione dei nessi. Guardate che c'è un continuo lavoro delle culture nel riscrivere i nessi. Il punto è dove portano queste riscritture. Sergio Azzeni a un certo punto scrive un piccolo testo che legge a Radio 3, si chiama I luoghi del sacro, lo trovate negli anni della Grande Peste, e lui fa un cammino che passa nelle chiese del romanico sacro alla ricerca della sacralità. Questa sacralità è esattamente la ricerca del momento di congiunzione in cui i re cristiani sono anche dei re sardi, o i re sardi sono anche re cristiani. Questa è la sua, diciamo, il suo apice. E parlando della difficoltà di individuare il sacro, a un certo punto dice Arbarea è diventato ristano, poi ci ho utilizzato l'antico toponimo, l'ha affibbiato a un insediamento veneto sulla costa. Oggi Arbarea è famosa per le angurie, e siccome anche noi abbiamo fatto il nostro requisito, il gioco corruttore, Eleonora è una ragazza procace, dei capelli biondi che lavora al caseificio del Dolce Sardo, e Eleonora d'Arborea. Allora, e qua concludo, diceva Azzeni, dopo essere entrato nel Duomo di Oristano non aver ritrovato quel momento, diciamo, di sintesi, che forse avrebbe trovato se fosse entrato a San Gravino. C'è sabbia sulla memoria, coltre di sabbia che nessun vento solleverà. Levo gli occhi in alto sulla facciata della reggia, dice lui, vedo l'antico simbolo degli ultimi sardi indipendenti, l'albero diradicato di Arbarea. Lo vede dove non c'è, perché è una visione, chiaramente, una visione sacra. E allora io vorrei in qualche misura noi riuscissimo adesso, riguardando quel simbolo che non si vede, l'oscurità ancora incombe,
riuscissimo a vedere la sacralità di quel simbolo per la nazione sarda, non solo per la Casata, non solo per lo Stato di Arborea, ma per la nazione sardesca e per la Repubblica Sardisca, che era ciò per cui combattevano quei sovrani, cioè una liberazione completa della Sardegna e il farsi re dei Sardi. Ovviamente per farlo, capite, ci vuole una propensione a pensare che ciò che è stato abortito nel passato non sia fatalmente morto, ma possa essere in qualche misura ravvivato, possa essere fatto simbolo di una tradizione futura, possa essere fatto simbolo di un impegno presente, come quello sul Rinascimento Sant'Ingesimo, che rende presente quella memoria, la rielabora, ne vuol fare un vettore di coscienza civile, ma anche di prosperità economica, cioè vuol fare con gli altri sindaci un percorso, vuole fare formazione storica, ma vuole fare anche produzione economica, turismo, società. Allora capite come in realtà niente è morto fin quando lo possiamo ricordare.